14 giorni di sollevamento del Mose dall'inizio della stagione autunnale, un record che però ha salvato Venezia. L'ultimo innalzamento sabato sera, quando è stato attivato per evitare che ancora una volta l'acqua alta potesse danneggiare la città, facendo tirare un sospiro di sollievo ai veneziani. Soddisfatto il sindaco, che non si dice preoccupato per i costi dei sollevamenti, se questo significa non rivivere la drammatica esperienza del novembre 2019, e aggiunge: Dobbiamo ancora lavorare molto su tante cose, però pensare che questa volta a Venezia, tutta Italia alla mollo, tutti hanno visto, ho incontrato il sindaco di Pistoia e loro sono stati particolarmente colpiti in Toscana, proprio in quelle zone lì, e mi diceva come facevate voi tutti questi anni. Ho detto: pensa, la nostra è anche acqua salata, che è pure peggio, non lo dico. Per cui questa nostra esperienza della gestione delle acque potrà essere molto utile, penso anche proprio, non solo per risolvere i problemi che i cambiamenti climatici stanno portando davanti agli occhi di tutti, ma anche per raccontare la nostra esperienza operativa, le vasche in laminazione, l'ho spiegato più volte. Ma la stessa cosa va fatta sulle rive dei fiumi. Adesso non ve la faccio lunga, ma è davvero complicato, bisogna sapere certe cose, bisogna far parlare gli ingegneri idraulici, anche informatici, perché anche le previsioni di queste maree, di questi livelli dell'acqua sono molto importanti, un sistema di comunicazione alla cittadinanza più chiaro, anche qui, anche noi dobbiamo ancora migliorare moltissimo, lo sappiamo, cioè è tanto da fare, però stiamo lavorando. Con il mare in burrasca, la pioggia e il forte vento degli ultimi giorni, il veneziano è stato messo a dura prova. Danni lungo il litorale, con le spiagge devastate, danni a infrastrutture e tonnellate di rifiuti spiaggiati. A Jesolo, come sempre, la situazione più critica è stata nella spiaggia della Pineta, ma l'erosione è stata segnalata anche a Caorle, Sottomarina, Eraclea Mare e nella spiaggia di Cavallino. A Bibione la mareggiata ha invaso completamente il litorale, e sempre a San Michele a creare gravi problemi è stata la piena del Tagliamento, che ha invaso la laguna innescando una piena fra i canali consortili, creando una falla nell'argine del canale Teglio con conseguenti allagamenti. Ora la situazione è tornata alla normalità.